Il 20 luglio prossimo venturo tutti i sindaci, tutti i presidenti dell'Unione dei Comuni e delle comunità montane sono invitati a partecipare all'elezione del primo Consiglio delle autonomie locali del Veneto. Ci saranno 3 seggi, uno a Mestre presso gli uffici regionali di Via Torino per le province di Padova e Venezia, uno a Treviso presso la sede della provincia per le province di Treviso e Belluno e un terzo a Montecchio Maggiore presso la Villa Cordellina per le province di Vicenza, Verona e Rovigo. I seggi saranno aperti dalle ore 10 alle ore 21. Con la scheda verde si eleggono 4 sindaci dei comuni con più di 5.000 abitanti e ciascun elettore può esprimere fino a 3 preferenze. Con la scheda rosa si eleggono 6 sindaci di comuni con meno di 5.000 abitanti. Ciascun elettore può esprimere fino a 3 preferenze. Con la scheda gialla si eleggono 2 presidenti di unioni di comuni. Ciascun elettore può esprimere fino a 2 preferenze. Con la scheda celeste si elegge un presidente dell'Unione Montana e ciascun elettore può esprimere fino a 2 preferenze. Ricordo che le liste con tutti i nominativi dovranno essere presentate presso la sede di Palazzo Ferrofini, Consiglio regionale, entro le ore 14 del giorno 4 luglio. I 10 sindaci dei comuni non capoluoghi di provincia sono eletti su liste plurinominali concorrenti, composte da almeno 6 candidati. I 2 presidenti degli unioni comuni sono eletti sulla base di una lista unica di candidati e le singole candidature sono presentate da almeno un quinto dei votanti. Il presidente dell'Unione Montana è eletto sulla base di una lista unica di candidati e le singole candidature sono presentate da almeno un quinto dei votanti. Invito pertanto tutti i sindaci e i presidenti dell'Unione dei Comuni e delle comunità montane di essere presenti a questo importante appuntamento che, come ricordo, sarà il 20 luglio.